Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video c'è il grande ritorno della difesa 300 e molti mi avete scritto: ma quando farai un nuovo video con la difesa 300? È arrivato il momento. Ovviamente per coloro che sono alla ricerca di nozioni didattiche in questo tipo di video, che sono totalmente di cazzeggio, ma gli scacchi è un gioco, quindi è anche lecito divertirsi, non ci sarà nulla di ciò. Andiamo a farci le nostre solite bullet. Mamma mia, tutto in premove. Tutto in premove, ragazzi, tutto quanto in premove, tutto quanto in premove, tutto quanto in premove. Ok, mi va bene, mi va anche bene questo avamposto, non c'è problema, di alcun tipo. Ok. Ci prendiamo questo alfiere, a meno che tu non me lo cambi sul cavallo. Sì, così va bene. Così va bene. Sì, sei un po' rognoso, ma nulla di che. Questo cavallo qui, ecco, bravo, questo cavallo qui è un po' fastidioso, che lo toglieremo subito con un bel A6, ma proprio te lo togliamo subito. Bravissimo. Ah, ti sei fatto l'avamposto, Bravo, sai, non ti facevo così sagace, Bravo, bravissimo. Vai, avamposto di alfiere anche qui. Ah, ma tu giochi pesante allora. Dillo subito che giochi pesante. Questa è bella, ma purtroppo, amico mio, la difesa 300 ti lascia sempre con più tempo rispetto all'avversario. Su questo ci devi purtroppo convivere, su questa cosa. E così non c'è niente da fare. Difesa 300, mamma mia, la difesa 300 che cosa fa? Mamma mia, la difesa 300, mamma mia, è sempre lei. Andremo a vedere un altro che vuole sottoporsi alle torture, alle grandi torture della difesa 300. Andiamo. Mamma mia, che velocità. Mamma mia, che cacchio di impostazione del Kaiser. Odio queste impostazioni, le odio con tutto me stesso. Ah, tu pensi che io ho delle debolezze, ma in realtà questi pedoni sono fortissimi. Non so se se ne è reso conto che non può andare da nessuna parte con nessun pezzo al mondo. Mio caro amico Fritz, mio carissimo amico di grandi avventure. Adesso ti cambio il cavallo, alfiere 3, minaccio la donna, avampostone su D4. Qui bisogna per forza. Questa credo che era obbligatoria. Ok. Fin qui devo dire che sta andando tutto bene. Come al solito la difesa 300 non manca mai di sorprendermi. Ok, vediamo dove metti quel cavalluccio marino. Ok. Vabbè, ma non puoi muovere così in fretta. Capisci che se muovi così in fretta non. Attenzione che mi piglio il matto. Teniamo la prima traversa. Teniamola che qui mi piglio il matto. Teniamola. Vista brutta anche questa, veramente vista brutta. Anche il mio avversario era bello veloce, ma la difesa 300 ancora una volta non perdona.
E allora via di un'altra partita bullet. Mamma mia, oggi che cosa è successo? Tutto verde. Che cosa è successo? Avete visto che era tutto verde? Va bene, va bene. Il mio avversario dirà: ma cosa ha in mente? Cosa ha in mente con quello sviluppo strambo degli alfieri? Non ho in mente niente. Quello è il problema. Il grande problema è veramente quello. È veramente quello. Ok. Via, via, andiamo di solidità. Io voglio solide realtà. Sono peggio di Francesco Amadori. Non vendo sogni, vendo solide realtà. Allora ragazzi, vai pedoni, attaccate! Attaccate senza un minimo, un briciolo di qualcosa. No, c'ho la torre. No, c'ho la torre chiusa. Ma chi l'aveva vista? Te l'avevi vista che la mia torre era chiusa? Io non l'avevo vista. Non l'avevo vista. Ma neanche lui la sta vedendo perché a quanto pare. A quanto pare non la sta vedendo. No, questa è brutta. This is very brute. This is very brute move. This is a very brute move. Change. Il cambiamento, ragazzi. Il cambiamento è tutto. Avere la capacità di cambiare quando il momento è veramente tutto. Dunque. Se non tolgo quella maledettissima torre da lì. Se non tolgo quella maledetta... come ho parlato? Come... Ho parlato come un egiziano. Mamma mia, la difesa 300, ragazzi, io vi giuro, non voglio vincerle tutte, perché sennò poi diventa monotona la situazione, no? Solo cosa succede? Che cosa succede? Che le vinci per forza tutte! Rivincita? Va bene. O vuoi la riperdita? O la dovrei chiamare riperdita, forse? Caro amico? Cos'è? Ti sei già stancato della difesa 300? Ok, cosa succede se non muove? Succede che abbandono, giusto? Cioè se io chiudo, annulla partita. Sì, perché non muovi. Va bene. Andiamo avanti. Ok. È in atto la difesa 300. È in atto il trecentismo. Il trecentismo più puro. Quello più classico, tardo romantico, oserei dire. Guardate questi esemplari di alfieri che sembrano non sapere ove andare. Ok, adesso ci vorrebbe un bel cavallo in C5 per sostenere l'avanzata del Amortacci tua. Volevo dire che ci vorrebbe un bellissimo cavallo C5 se col cavallo H7 però alfiere. Ma secondo te io te lo catturo? Secondo te io sono così sprovveduto da catturartelo? Te lo catturerò quando sarà il momento, ma non adesso. Cioè mi fai proprio... Non lo so, mi fai veramente così? Mi fai veramente così? Così come, non si sa. Mo ti gioco F5. Bam. E poi ti gioco E4. Bam. E poi se non lo vedi ti catturo su H2. Hai visto? Te l'ho detto che non lo vedevi. Mamma mia, questa difesa 300 è qualcosa di ineguagliabile. Col cavolo che ti faccio la presa en passant. Non te la passo ma neanche. Ok ragazzi, qui devo muovermi che qui il tempo scorre. E se il tempo scorre, so cavoli. Spingo, adesso te lo sorreggo con alfiere F7 e tirami giù quel punto se riesci. Tiramelo giù se riesci. Non riesci neanche con sacrifici, ma neanche a pagare oro con tutto l'oro del mondo che possiedi. Ok. Va bene.
Importante è essere onesti, sapere che cosa si vuole dalla vita. Tutto ciò, tutto questo è importante. Mamma mia, difesa 300 imperdonabilissima. Mamma mia ragazzi, mi sento immortale con la difesa 300, cioè io vorrei anche perdere, ma non si può, via, altra bullet. E ci siamo, è sempre lei. Variante, questa qui è una variante inventata adesso, ma fidatevi che è molto bella, perché più sono inventate e più sono belle. Perché destabilizzano il vostro avversario. Adesso, lui se lo aspettava un Rocco Lungo con la spinta di 4? Ovviamente no, non se lo sarebbe mai aspettato. E neanch'io me lo sarei aspettato, quello è il problema, capito? Va bene, non c'è problema. Problema? Dov'è il problema? Non c'è. Se il problema non c'è, con un bello scacco, il problema non c'è. Se ti dico che non c'è il problema, perché uno si deve andare a creare il problema quando il problema non c'è? Se ora mi cambi le donne, ti attacco con la torre, raddoppio di torri, non puoi più arroccare. Te l'ho detto che non potevi più arroccare e tu invece no, e invece no, io non ci sto. No, alfiere di 6 c'è. E su alfiere di 6 mi vado a incasinare con la torre, perdo la torre, faccio qualcosa. Non lo so, mi vado a incasinare. Evviva l'avventura, ragazzi! Chi non risica non rosica. Is a problem. Is a very very problem. But this is a necessary. Is a necessary for evitar to perdere another piece. Sembro tanto Renzi. Oh ragazzi, 16 secondi, questa ce la giochiamo sul tempo. Intanto ti rovino la struttura pedonale. Mannaggia la mortazza. Intanto ti rovino la struttura pedonale. Te la rovino. Ah sì. Ah sì, che te la rovino. Inchiodatura. Mamma mia, si sapeva che questa si vinceva per il tempo. Ancora una volta, difesa 300. Ragazzi, neanche una ne ho persa oggi, neanche una. Posso perdere una? Cioè, anche con la apertura più sconsiderevole. Che roba, difesa 300. È una roba incredibile, veramente. Veramente ha qualcosa di devastante. Questa povera difesa. Povera no. È fortissima invece, mamma mia ragazzi. Mamma mia che difesona. Che difesona assurda. Veramente ha qualcosa di incredibile. Ok, questa era necessary. This is as necessary. And now because but è un problema, questi maledetti avversari che cercano di trovare le falle nella 300. Perché vi ostinate a cercare delle falle nella difesa 300 quando è la difesa più perfetta che esista al mondo? Non voglio ripetere un'altra volta, altrimenti poi divento noioso, tediante. Guarda qui il punto G7, che carino. Che carino che il punto G7. Sì, potrebbe piacerci. Ah, cazzarola, è qui. Questa non l'ho vista io. Mea grandissima colpa. Però, vantaggio di 10 secondi. Vedete le 1000 risorse della difesa 300 e il vantaggio di tempo che è veramente incredibile. Mamma mia che bella posizione per questa torre. Che bella posizione. Che bellissima posizione. Su, fa il bravo amico, fa il bravissimo. Ok, ti potevo mangiare la donna, ma fa niente, queste sono cose che... No!
potuto mangiare. Credo che avevo preso il matto, ragazzi. Credo che mi ero preso il matto. Ti aveva fatto scacco con una donna non protetta. Mamma mia, che roba assurda. Mi ha fatto scacco con la donna non protetta. Dai, ultima per oggi perché mi è andata fin troppo bene. Fin troppo bene. Anche perché sto vincendo sempre e il mio elo non sale di una virgola? Va bene. Attenzione, quasi questo è un 2000, questo è un 2000, questo è un 2000, questo è un 2000. E infatti abbandonato. Abbandonato subito! Forza pedoni! Forza Spartani! Ragazzi, il 21 agosto, a proposito di Spartani, ricordatevi Spartani 21 agosto. Mamma mia, che roba. Mamma mia, che roba questa difesa. Che roba. Ma neanche... Basta, finisce così. Finisce così. Ok. Bravo. Devo ammettere che questa è stata una mossa carina. Questa è stata una mossa caruccia, lo devo riconoscere. E creiamoci buchi, chi se ne frega, si vive una volta sola, no? Dico bene? Che si vive una volta sola? Oh, se si vive una volta sola, si vive una volta sola. Chi se ne frega, buchi contro buchi, su. Per esempio. Così. Per esempio. E perdi l'alfiere, badabam, mamma mia, dico solo questo, mamma mia. Attenzione, attacco a raggi X, attenzione a questo attacco a raggi X, che ovviamente, ma mi fai per un pivellino. Anche questo mi fa un attacco, ma ragazzi, c'è qualcosa, la gente mi fa scacco con la donna. Va bene, funziona così. Basta ragazzi, mi è andata troppo di fortuna per oggi. No, ovviamente non è fortuna, si chiama difesa 300 che ipnotizza i vostri avversari e vi fa vincere sempre in qualsiasi modo. Va bene, voglio... Ci vediamo nel video di domani. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!